hanno praticamente deciso di ridurre il personale, quindi io facevo amministrazione, hanno chiuso. Avrei tanta voglia di farne anche un altro figlio, però mutuo, non ho lavoro e ho il mio papà che era coltivatore diretto. Devi agganciare quei fondi. Quindi bisogna fare una progettazione seria attraverso cui arrivano fondi in regione per esempio l'agricoltura, lo sviluppo delle giovani imprese in agricoltura per poterle finanziare, capito? Però bisogna crederci nell'Europa. Contenta di averti vista. Grazie. Lei ha fatto una bella cosa da farsi conoscere. Ormai di questa situazione ne abbiamo piene le case. Stavo dicendo le case. Ecco. Pensavo altro con un Signora, no, assolutamente. Io le auguro un in bocca al lupo. Dai, è il momento che dobbiamo fare qualcosa di nuovo e qualcosa di positivo. Non solo, forse la burocrazia. Ciao, mi non può mai governare, dai la possibilità di governare. comunque. La Bolkestein lo cosa segniamo? Un giorno se ne stanno morendo. Gli ambulanti se... Massacra, lo so. Permesso. A me piace stare in cucina, Allora andiamo, mamma mia. Falco era il nome di battaglia. Di battaglia, era Mio il nonno comandante. invece era Albio. Albio. Loro erano amici, fraterni. Un abbraccio, sì, ti voglio bene. Ti voglio bene. I pensieri positivi ci sono, ma mi sa che qua Bisogna insistere, non mollare mai come fanno i veneti. Sempre in bocca. Nasce da un'idea che abbiamo avuto io e i miei fratelli, volevamo stare sul territorio. Magari prevedendo anche un marchio veneto, cioè aiutando i consorzi a stare insieme, mentre mi sembra anche qui ognuno pensa per sé, no? E non fa rete. Il direttore mi ha detto, sono io direttore di banca, tu lo fai. E io ci ho creduto in lui, Ha contribuito, diciamo, a realizzare quello che per voi era un sogno, no? Del lavoro nel nostro territorio, del fatto che la gente continui a scappare, diciamo questo termine, scappare, tutti gli investimenti che vengono fatti negli studenti qui, c'è comunque le famiglie